Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel simbolo della media valle del Marecchia, a Salleo in provincia di Rimini. Il comune bandiera arancione del Touring Club italiano si trova a 589 metri sul livello del mare e conta 3.070 abitanti. Salleo è città d'arte e in questo momento ci troviamo all'interno di uno dei torrioni della fortezza, che veramente è il simbolo di tutto il territorio. Anche Dante Alighieri lo scrisse nella Divina Commedia e ne restò impressionato. Nel corso della puntata scopriremo tutte le bellezze di Salleo, la voce alle immagini. Benvenuti a Salleo, cosiddetta capitale del Montefeltro, storicamente conosciuta perché ha rivestito dei ruoli importantissimi, soprattutto dal Medioevo in poi. Il borgo è stato riconosciuto come città gioiello d'Italia nel 2012 grazie al Ministero del Turismo ed è fondamentalmente titolare di varie patenti di qualità. Vorrei soffermarmi sulla eccezionalità geomorfologica di questo sito. Un enorme masso calcareo appoggiato su un mare di argille, conquistato poi, edificato nei secoli dall'uomo. Ecco perché Salleo è ancora così, perché è letteralmente irraggiungibile, si raggiunge solo da una strada di accesso, con una porta meravigliosa che ne limita l'accesso e quindi tutto il borgo ha risentito di questa particolare situazione. Citata da Dante nella Divina Commedia, è stata addirittura capitale del Regno Italico per poco tempo ed è stato un elemento fondamentale nelle guerre di strategia del Rinascimento, delle varie famiglie del Montefeltro, dei Malatesta, dei Medici. Fu occupata anche dallo Stato della Chiesa, che ha fatto del suo più importante monumento, ovvero la fortezza di Salleo, un carcere pontificio. Nel 2013 abbiamo avuto l'onore di festeggiare l'800° anno dal passaggio di San Francesco nei nostri territori. Come vedete è addirittura rappresentato nel gonfalone comunale, che raffigura il santo intento a predicare sotto l'olmo qui nella piazza di Salleo. Salleo quindi è un cosiddetto nido di aquile irraggiungibile che trasuda storia, architettura e un fascino direi difficilmente riscontrabile in altri borghi, ovvero città d'Italia. La tradizione religiosa di Salleo ha fatto da guida a tutto il territorio e questo è testimoniato dall'antica pieve. Andiamo a conoscere il parroco. Ci troviamo nella cattedrale, che è il luogo più caro, si può dire, ai leontini, perché qui in cattedrale i leontini hanno i momenti ufficiali, è l'orgoglio di questa città, la chiamiamo a buon titolo città. Questa è stata per oltre 1000 anni la sede del vescovo, anzi le fonti ci dicono che il primo vescovo fu proprio San Leone. E qui i vescovi fino al XVI secolo sono stati in cura d'anime da questo luogo a tutti i luoghi e a tutte le chiese che si riferivano appunto al vescovo stesso della diocesi. È l'orgoglio e il vanto dei leontini perché se la pieve è la casa, il cuore dei leontini, lì San Leone andò, soggiornò, pregò, invece il Duomo diventa il motivo per cui si evidenzia l'importanza e l'imponenza della civiltà leontina.
E ancora oggi questo è Duomo e cattedrale. Per una strana soluzione giuridica penso che sia l'unica diocesi del mondo che ha 2 cattedrali anziché la cattedrale e la concattedrale. Osserviamo appena si entra una pianta a croce latina e poi vediamo tutti i rimasugli degli antichi templi, probabilmente pagani, che in questo luogo sorgevano. Interessante, e a me piace molto, anche per la mia inclinazione culturale e liturgica, osservare che vediamo l'altare è alto, perché sull'ara, nell'altezza, gli uomini ascendono per la gloria di Dio e così cibarci delle altezze divine che entrano nel nostro cuore. San Leo, d'altro canto, venne in questa popolazione e cominciò a lavorare in mezzo agli uomini. Certo che si rifugiò dalle persecuzioni, Marino a San Marino e Leone qui, dalla Dalmazia, ma la cosa interessante è che si misero insieme a questa gente e insieme cominciarono a vivere il cristianesimo. Sotto questa grande struttura abbiamo la cripta che è intitolata a San Pietro, tra l'altro, è una particolarità. Si conserva in questa antica cripta, che viene costruita prima del Duomo, alcune memorie importanti. Anzitutto abbiamo il coperto del sarcofago di San Leone che, come sappiamo, è stato poi portato via dall'imperatore Enrico II. Con un'iscrizione antica dove San Leone stesso si dice che lui abbia elaborato questo coperchio. In questa iscrizione dice: pregate, pregate, io qui vissi, io qui amai. È una delle memorie straordinarie dei leontini. Poi troviamo anche una tavola d'altare antica, una base antichissima, longobarda. Tra l'altro oggi vediamo le chiese separate, anticamente era un grosso complesso ecclesiastico che comprendeva anche il cimitero appena qui fuori. Il Museo d'Arte Sacra è un altro vanto di questa città. Si custodiscono lì dentro opere ecclesiastiche, generalmente di proprietà della diocesi o delle parrocchie, e il comune gentilmente ha pensato di ospitare questa struttura. Vediamo essenzialmente lì dentro dei paliotti d'altare, tele interessantissime che provengono dai vari conventi e chiese qui vicine e anche opere come capitelli antichi, ritrovamenti. In tutto questo abbiamo anche un segno molto grande e interessante, è un crocifisso di cui è rimasta solo la testa. Possiamo dire che il corpo è conservato qui in questa chiesa, che era un crocifisso del Carroccio e quindi era il crocifisso della battaglia. E questo è il caso di dire che è una, come dice il Vangelo, casa fondata sulla roccia. Vediamo che la roccia entra dappertutto. Dovunque la roccia entra, e dice della stabilità della Chiesa e della stabilità della fede cristiana che poggia sulla roccia che è Cristo. Una volta giunti a San Leo, collegate l'itinerario storico, artistico e religioso a quello del gusto, a voi le tipicità e la gastronomia. Ora vi presentiamo i piatti del nostro territorio. Cominciamo dagli antipasti
fatti con prodotti nostri, dal formaggio di fossa, prosciutti e salumi sempre fatti nel territorio. Abbiamo il formaggio di fossa che è qui della Valmarecchia, come comunque tutti i salumi che vedete alle mie spalle di lato. E da questi prodotti di base andiamo a fare poi i piatti che fanno i ristoranti, gli agriturismi. Qui abbiamo un antipasto con del formaggio pecorino, del caprino, del vaccino e i salumi sempre fatti sul territorio, con miele prodotti in casa. Un altro antipasto fatto con cavolo cappuccio e tartufo nero, con del caprino e il prosciutto. Un piatto proprio tipico è il cappelletto, che è del territorio, che è un piatto soprattutto per le feste, che veniva fatto per Natale, per Pasqua, perché una volta si facevano solo in quei momenti. Un altro piatto sono i tortelloni di San Leo, che è una pasta verde fatta con all'interno delle erbe, una volta erano erbe di campagna, con i formaggi sempre di qui, ricotta e formaggi vari. Questa è una ricetta addirittura menzionata intorno al 1600. Le tagliatelle al ragù, che è un altro piatto della tradizione. Abbiamo questi gnocchi fatti con degli asparagi e il formaggio di fossa, perché comunque è un prodotto di base. E i secondi abbiamo un coniglio al finocchio selvatico fatto al forno, è un animale che viene cotto intero e poi viene spezzato. Di secondo abbiamo un'altra cosa molto tradizionale, è questo galletto cotto in un forno a legna con patate. Abbiamo i dolci, un dolce tipico che si trova poco, si chiama bustrengo, è un dolce molto particolare perché può essere sia dolce che salato. Abbiamo la crostata, che è un altro dolce molto particolare perché viene fatto in questo caso con le mele cotogne e farina sempre del luogo. Un'altra cosa importante, la piadina, è il nostro pane di base. Si chiamano brutti bambuoni, sono dei dolci fatti con le noci, il miele e il bianco d'uovo che gli dà questa forma. È diventato molto comune, ma qui da noi, il sale di cervia. Poi abbiamo la gelateria che fa degli ottimi gelati. Vi aspettiamo con questi prodotti nelle prossime settimane qui a San Leo. Vi aspettiamo a tutti! Con il signor Ugo, cultore di storia locale, andiamo ad approfondire la conoscenza dell'antica pieve di San Leo, della cattedrale e dell'antica fortezza. Questo centro abitato, che anticamente si chiamava Mons Feretrus, era in epoca imperiale romana un luogo di santuari, quindi un monte sacro. Dopo la venuta del santo Leo, questo scalpellino che veniva dalla Dalmazia, gradualmente con la evangelizzazione da lui operata insieme a Marino, San Marino, i templi sono divenuti gradualmente chiese, principalmente due chiese, quella che oggi chiamiamo la pieve e quella che diventerà la cattedrale. La pieve in particolare sorge proprio sulle rovine del tempio di una dea della fertilità, la dea Fonta, sorge anche sulle rovine di una primitiva chiesa bizantina. Quindi nell'insieme la chiesa che vediamo oggi, che è proto-romanica dell'XI secolo, ingloba due edifici precedenti, cioè il Tempio romano e la chiesa altomedievale.
È dedicata all'Assunt, cioè la Dormitio Mariae orientale. Conserva nel suo interno un ciborio donato dal duca Orso, che era un funzionario dell'amministrazione carolingia intorno all'880. Questo ciborio, considerato dall'Arslan uno dei più belli dell'epoca in Europa, contiene per intero la scritta dedicatoria del donatore in un latino barbarico ma perfettamente leggibile. Vediamo capitelli corinzi del secondo-terzo secolo alternarsi a capitelli di epoca longobarda e capitelli bizantino-romanici. Abbiamo addirittura anche un pulvino ravennate che ci ricorda la nostra dipendenza dagli arcivescovi di Ravenna per diversi secoli nell'Alto Medioevo. La cattedrale, che si presenta appaiata come chiesa, è espressione del romanico maturo, del tardo romanico, addirittura dell'inizio del gotico. Esprime una civiltà nel contesto del Medioevo ben diversa da quella espressa dalla Pieve, cioè qui siamo in pieno feudalesimo, nella cattedrale siamo in piena civiltà comunale. La cattedrale è stata perlomeno consacrata, come dice una scritta su un pilastro, nel 1173, certamente edificata per volontà dei conti Montefeltro, che diventeranno più tardi duchi di Urbino, in un'epoca in cui lo stesso vescovo locale era un membro della famiglia Montefeltro. E la cattedrale rappresenta un esempio raro di architettura di transizione fra il romanico e il gotico. Accanto alla cattedrale è stata edificata nello stesso periodo, quindi XII secolo, una torre possente, estremamente solida, perché poi si tratta di due torri concentriche. Nell'interno c'è una torre bizantina rotonda, come altre esistenti nella Val Marecchia, e esternamente c'è questa torre quadrata romanica. Nell'intercapedine fra le due torri corre la scala a chiocciola che porta fino alla cella campanaria, dove si possono ammirare alcune campane medievali. La rocca di San Leo è piuttosto una fortezza, anzi nel nostro dialetto la chiamiamo soltanto fortezza. È un edificio possente, ha un perimetro di mezzo chilometro. Sembra dagli studi storici che il primo edificio in muratura sia sorto al tempo delle guerre fra i Franchi e i Longobardi, quindi nell'VIII secolo. Un nucleo molto antico racchiuso nel mastio attuale. Un adattamento ai nuovi sistemi difensivi fu fatto dai Malatesta di Rimini e poi soprattutto dai Montefeltro di Urbino a partire dal 1479 per opera dell'architetto Francesco di Giorgio Martini. All'interno c'è un museo di armi antiche, poi ci sono vari strumenti di tortura del basso medioevo fino al 500-600.
Poi il punto focale della nostra rocca è la Cella del Pozzetto, la famosa cella dove è morto Giuseppe Balsamo, detto Conte di Cagliostro, che qua nel 1791-95 era relegato come propagatore di dottrine massoniche in tutta Europa, ma anche, e questo di solito non viene rilevato, come delinquente comune. Dante ha attraversato anche questa zona ed è rimasto impressionato dalla possanza di questo masso roccioso di cui dice «Vassi in San Leo, puntini, ma qui convien quom voli». Ci si va a San Leo, ma bisogna avere le ali. San Leo vive anche d'inverno, andiamo a conoscere qualche artigiano del borgo antico. Ho iniziato così a fare qualche scultura per gioco, ho cominciato. Poi è capitato di partecipare a concorsi, portare a casa anche i primi premi internazionali, la passione in più che ce l'avevo di creare è aumentata. Quando arrivo al mattino, arrivare in quella piazza è come arrivare in un salotto. Cosa vuol dire arrivare in un salotto? Io a molti le dico, che mi dicono magari perché vieni tutti i giorni a San Leo da Rimini? Perché a San Leo io ho un amante. Come hai un amante? Sì, dico, la mia bottega. Quando arrivo che vedo questo masso, molte volte mi viene da pensare, ma andare a finire sopra quel masso lassù, no? Invece arrivo qua su, c'è la gioia, c'è sempre tanta gente, turisti di tutto il mondo. Chi viene a San Leo è costretto a girarlo tutto perché è piccolo, è bello tutto e mi trovano anche a me. Io abito di fronte a San Leo, è sempre stato un luogo un po' misterioso da scoprire. Anche la conformazione geologica è una cosa che mi ha sempre incuriosito. Sono riuscito a fare questo lavoro e mi piace anche che un turista che viene a San Leo, che magari porta a casa una mia opera, diciamo, si ricorda anche di questo paese che gli rimarrà sempre impresso. Un altro itinerario da percorrere a San Leo è quello dei balconi rinascimentali di Piero della Francesca. Scopriamoli. Montefeltro Vedute Rinascimentali, così come l'omonima associazione, ci riporta nei paesaggi di Piero della Francesca, quegli stessi paesaggi della Valmarecchia che Piero della Francesca, pittore natio di Borgo San Sepolcro, dipinse a metà del 1400. Attraversò diffusamente questi territori per servire i suoi due principali commettenti, che erano Sigismondo Pandolfo Malatesta di Rimini e il duca Federico da Montefeltro di Urbino, e attraversando questi territori ebbe l'occasione di assolvarli minutamente, di ritrarne le valli, le alture, i colli e i fiumi. Tutti questi elementi sono quelli che ancora oggi fanno da sfondo ai dipinti più famosi di Piero della Francesca. Il progetto, infatti, Montefeltro Vedute Rinascimentali, parte dalla rivelazione quasi casuale di uno di questi paesaggi, che è il paesaggio che sta alle spalle del famoso dipinto di Piero della Francesca, Ritratto del duca di Urbino, Federico. Alle spalle di sua moglie Battista invece l'Alta Valmarecchia, con alcuni punti caratteristici che la contraddistinguono, come la rupe di San Leo, la rupe di Maioletto e il Monte Pincio, perfettamente individuabili alle spalle di Battista.
Dalla località Salleo in particolare sono ammirabili due paesaggi, quello alle spalle di Battista appunto e quello alle spalle di un altro, forse meno noto dipinto di Piero della Francesca, che è San Girolamo Devoto, ma in totale il progetto include 7 famosi dipinti di Piero della Francesca, come la Natività, come la Resurrezione, come il Battesimo di Cristo, con altrettanti paesaggi tra la Valmarecchia e la Val Metauro. Noi come ACLI siamo, diciamo, un gruppo che assieme alla parrocchia per la festa del patrono, assieme al comune per le varie organizzazioni che fanno loro, siamo sempre presenti, perché noi abbiamo delle attrezzature per fare una tavolata da 500 persone. Poi abbiamo creato questo circolo ACLI per poter dare un punto di riferimento alla gente che rientra, che ritorna a San Leo o durante l'estate, oppure anche un weekend normale, di potersi incontrare e poter ricordare le cose di una volta. Venire a San Leo, secondo me, la gente si riempie il cuore. Io ho degli amici della mia età, facciamo delle varie feste, vari incontri e non mancano mai. Mi è stato chiesto di rivolgere un invito alla visita di San Leo utilizzando il nostro amato dialetto, citento, quindi gentili signori, avli vni a veda ste meraviglioso post che è San Lea, non avaspitem, vni, e merita la pena. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana qui dalla fortezza di San Leo, vi salutiamo, viva l'Italia, ciao e viaggiate in sicurezza.